no? Sì. Oltre ad essere il singolo, è anche un film. Anticipa l'uscita di un film. Un film che proprio oggi è stato presentato al mercato estero, perché insomma c'è un grande interesse anche all'estero. Ed è un film che insomma ti vede anche protagonista. Sì, come coprotagonista, oltre che come autore delle colonne sonore, poi Cioè, nel senso, hai cominciato a fare l'attore. sì, ho avuto un coach d'eccezione che è stato Patrick Rossi Gastaldi, e mi ha curato, mi ha interrogato sul copione, mi portava passo passo per quello che hai recitato, che è stato per me difficile. Ti è servita però l'esperienza di Amici? Mi è servita, sì, Amici mi è servito in tutti. Bella formazione. Sì, è stata una formazione, una palestra di vita oltre a artistica. Senti, a recitare ti è piaciuto? Recitare mi è piaciuto, non è stato il mio forte, diciamo che per me non l'avevo manco mai sognato di recitare, poi si è avverato prima il sogno e poi l'ho sognato. È proprio il tema di Assunzione, Sì, praticamente si è avverato quello che abbiamo poi cantato. Ma lo rifaresti? Nel senso qualcuno dovesse Lo chiamare? rifarei. Sì. Studierei questa volta, mi preparerei molto prima, però lo Però non lo rifarei. escludi con un Non lo futuro escludo. magari. Anche perché moltissimi cantanti italiani poi hanno fatto il cinema, magari qualcuno anche prima e poi si sono Sì, dedicati. poi c'era stato un periodo storico in cui andavano quasi di pari passo, no? Nel senso comunque con... però Morandi, esatto, Celentano, c'era la musicarelli Ranieri, all'epoca, Musicarelli. no? I musicarelli. Qui invece uno, insomma, oggi Dove anche il film veniva costruito sul attorno, silenzio. esatto, è una specie di commedia musicale cinematografica che poi inquadra il teatro, no? Alla fine. Albano. Esatto, chissà. Chissà. Chissà, senti, invece più nell'immediato, allora tu proseguirai a girare l'Italia, continuerai a girare Sì. l'Italia con la presentazione dell'album e poi E poi questo tour promozionale finirà. fino a metà novembre, no? Sì. Più o meno andiamo. A proposito, io vi ricordo una cosa, che è giusto che siamo a metà novembre, il 12 novembre su Rai Music o sul web della Rai faremo una bellissima videochat, parleremo un'ora. Quindi tutti invitati a collegarvi da casa per chiacchierare con Luca Napolitano e per rivedere da qualche giorno prima anche tutta questa presentazione, quindi mi raccomando perché rivedrete anche voi, quindi Grazie. no, grazie a te Luca, assolutamente. Poi finito tutto ciò, quindi dal 16 novembre che succede? Comunque dalla seconda metà di novembre. Dal 16 novembre chi vivrà vedrà. Comunque tutte le informazioni saranno sul sito della Warner Music o sul sito www.lucanapolitano.it. E su quello di Rai Music che ti segue da vicino ovviamente. Soprattutto. Senti, ma ci fai sentire qualcos'altro prima di dedicarti a loro? Ammesso e non concesso. Glielo facciamo fare? Sì! Vai Luca! Partirà. Tutta mi si è scaricata questo. Che male c'è, lo sento come un graffio che non lascia tracce in me. La differenza tra la mente e ti vuole già tanto non in me. E il resto è solo tra i miei sogni fino al giorno in cui mi sveglierò e si di come tua amante senza pensare al resto. Immaginati volermi accanto, ammesso e non concesso che tutto resti incontrollabile, incontrollabile. Cammino con te senza chiedermi dove mi trovo, dove arriverò nella coerenza di chi pretende un equilibrio
sento come un graffio che non lascia tracce miei. E il resto sono tra i miei sogni fino al giorno in cui mi sveglierò. Voi se non concesso è tutto incontrollabile, incontrollabile. Messo e non concesso è tutto incontrollabile. Senza pensare al resto, poi immaginati volermi accanto. Grazie! Siete fantastici sul serio. Grazie mille, Luca, Federica. grazie a te. Io ve lo lascio. Di me lo avete. Vi aspetto su Rai Music. Grazie Luca. Grazie Ci vediamo alle soprattutto a voi. 12. Perfetto. Va bene? Promesso. Ciao Luca. Ciao a tutti, buon proseguimento. Ciao.